Nel corso dei primi 6 mesi del 2026 l'escalation del conflitto fra Stati Uniti, Israele e Iran ha provocato un aumento dei prezzi di petrolio e gas, una temporanea accelerazione dell'inflazione e un clima di elevata incertezza che hanno frenato investimenti e consumi. La tregua di maggio-giugno ha poi innescato un parziale rientro alla normalità con il ridimensionamento dei prezzi energetici e una ripresa dei servizi, ma la riaccensione del conflitto a luglio ha nuovamente prospettato scenari di instabilità. In questo contesto l'economia genovese ha comunque mostrato una buona capacità di tenuta. Industria e servizi chiudono il semestre con risultati complessivamente positivi. Il fatturato cresce grazie soprattutto alla domanda estera più 2,5%. Gli ordini aumentano sia sul mercato interno sia su quello internazionale, anche se il mercato interno si mostra complessivamente più debole rispetto a quello internazionale. E l'occupazione registra un incremento dello 0,5%. La manifattura ha beneficiato dell'accumulo precauzionale delle scorte e della solidità dell'export, mentre i servizi hanno evidenziato un andamento più eterogeneo, risentendo maggiormente dell'incertezza della domanda. Tra i comparti industriali si distinguono la cantieristica navale, la metalmeccanica, l'impiantistica, l'alimentare e i settori dell'automazione, dell'elettronica e dell'information technology, che registrano crescita di produzione, fatturato e ordini trainati soprattutto dai mercati esteri. Nei servizi crescono i terminal portuali, mentre il terziario avanzato evidenzia un rallentamento. La sanità privata mantiene una crescita moderata e il turismo conferma una sostanziale stabilità della domanda estera, con un calo di quella italiana e un aumento dell'occupazione. Per il secondo semestre del 2026 le imprese mantengono aspettative moderatamente favorevoli, tuttavia tali prospettive espresse a giugno prima della ripresa del conflitto restano strettamente legate all'evoluzione del quadro internazionale e all'impatto che il protrarsi delle tensioni geopolitiche potrebbe avere sui prezzi energetici, sull'inflazione e sulla fiducia di imprese e consumatori.